sì, questa sera siamo ospiti qua a Fara di Soligo e continua la nostra programmazione per divulgare al massimo i nostri bandi e le opportunità a favore della popolazione che può accogliere. Abbiamo un bando molto importante, tra l'altro, che cambia un po' quella che è la programmazione del GAIL, che è sempre stata così definita verso il turismo e la promozione dei prodotti. Adesso abbiamo anche un compito assai più difficile, che è quello che riguarda il sociale. E appunto uno di questi bandi che divulghiamo questa sera è proprio progettare nel sociale servizi a favore della popolazione. C'è un indice molto, possiamo definirlo brutto, a livello del nostro territorio, che indica una fase di spopolamento e una mancanza di natalità. Ecco perché la Regione ci affida questo compito di attivare dei servizi ai fini della popolazione.